Roberto Barbera, ben arrivato al Lido da poche ore, ormai è una bella consuetudine questa intervista al suo arrivo con Media Nord-Est Antenna I 3. lavori sono cominciati molti mesi fa, è da gennaio che non faccio altro che vedere film e gestire contatti con registi, produttori, sales agent, eccetera. Ho già visto moltissimi film, fatto qualche invito. A Cannes per me è stata l'occasione per incontrare tantissime persone e raccogliere informazioni sui film. Dal suo ufficio al primo piano del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia, in esclusiva per le nostre reti, il direttore della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Alberto Barbera, racconta le sue prime sensazioni per la mostra 2024. Entro domenica tutto il comitato di selezione sarà al Lido al completo per visionare i film. Cannes è stata, come sempre, un grande festival, naturalmente, grande partecipazione, alcuni grandi film, alcuni film che forse sono risultati non all'altezza delle aspettative e quindi complessivamente il bilancio finale non è tra i più esaltanti, sicuramente non all'altezza della precedente edizione. Io spero di riuscire a fare meglio a Venezia quest'anno. Il 23 luglio ci sarà la presentazione del programma del festival che si svolgerà dal 28 agosto al 7 settembre prossimi al Lido. Anche quest'anno ci saranno numerosi film americani e credo di grande interesse, di grande qualità.